Paolo Rotondo, allora come affronterete questa squadra del Treviglio alla luce anche della brutta prestazione che avete avuto a Siena? Cosa è successo? Ma a Siena è successo che abbiamo affrontato una squadra molto forte che forse non ci aspettavamo così forte, forse siamo scesi in campo un po' troppo spensierati. In questo campionato ovviamente non te lo puoi permettere, a maggior ragione noi che siamo una squadra giovane che ha ancora molto da imparare. Ovviamente affronteremo la partita di domenica in maniera, spero, in maniera reattiva, intendo a livello di reazione, quindi mi auguro che i ragazzi abbiano da una parte metabolizzato la sconfitta, però dall'altra che siano pronti a riscattarsi e a dimostrare, soprattutto in questa partita a casa, il nostro valore reale. Senti, una valutazione di questo collettivo giovane, come vi trovate tra di voi? Ecco, avete già creato quell'amalgama necessario o ancora c'è da lavorare? Ma in 2 mesi l'amalgama in realtà ancora non è bella formata, però quello che posso dire a tutti è che siamo un bel gruppo in realtà, composto da ragazzi molto semplici che hanno voglia di lavorare, quello è innegabile. Soprattutto c'è ancora però da lavorare perché essendo completamente un gruppo nuovo abbiamo bisogno di lavorare innanzitutto in campo, quindi a livello di interazioni tra giocatori, comunicazioni che sono aspetti che vanno conquistati soltanto lavorando. E poi soprattutto un aspetto che dobbiamo ancora conquistare è quello del carattere, che secondo me lo conquisteremo soltanto superando i problemi che affronteremo strada facendo.